La pandemia da Covid-19 è mitigiata. La situazione può tentant puspes ingrevgiar, per esempio tras una variante privlusa dal virus. In caso d'urgenza, ston le autorità protegger svelt e con misure sistematiche la popolazione ed il sistema de sanadat. Per questo intent, in certas disposizioni dell'attuale legge Covid-19 venidas prolungadas, contro quae si veni facin referendum. Per il comité è la legge inutile e nujaivla. Decisa tracti in dettaglio. La legge Covid-19 è la base giuridica da bleras mesiras per combattere e per superare la pandemia. L'anno 2020 avevamo già votato 2 giadas davart la legge. Tutte 2 giadas è venida accettata. Las mesiras sono adina stadas da durata limitata. Il Parlamento ha prolungato singolas disposizioni fin mezzo 2024. C'è intent alla prolungazione. La Confederazione vuole poter importare e mettere a disposizione vin avant medicamenti contro malsognas da Covid-19 e questi medicamenti non sono anche ammessi. Se necessari, vuole il certificato Covid può stare a disposizione per viadis internazionali. Per contro, è poco probabile che il certificato venga dovrà anche inaggiata in Svizzera. In caso da basen, pudes l'app volontaria Swiss Covid venir reattivata per la persecuzione da contatti. Se il numero da casi da malsognas augmentas fermamente, stuessen ils cantons annunziare alla Confederazione l'occupazione dels lets d'ospital. Oltre da quai pudes la Confederazione obbligar las patrunas ed ils patruns da proteger las personas specialmente periclitadas, per esempio tras home office. Se la situazione di infezione all'exterior s'engravgias, pudes la Svizzera restringere l'entrada in Svizzera da persone che derivano da certi paesi. Las confinarias ed ils confinaris fissen acceptats da quai. Per il comité de referendum è la prolungazione della legge non necessaria. La Confederazione ha terminato tutte le restrizioni. Il certificato Covid sia inutile. In saia manà en error las votantes ed ils votants. E saia nai rasures che la democrazia diretta venga restabilita completamente. La situazione eccezionale stoppia restar l'excepzione. Contro la prolungazione della legge pledia il fatto che gli anteriori argomenti sco ils agiz finanzials saian crudats davent. In na alla legge Covid-19 saia una contribuzione importante per ils drets del people, per la democrazia diretta e per la reconciliazione della società. Il Consiglio federale ed il Parlamento argomentano che la legge sia comprovata e che la aia una vasta legittimazione democratica. Per persone periclitadas può essere essenziale che la Confederazione può procurare nuovi medicamenti contro grevas malsognas. Se singoli paesi pretendono puspè in certificato Covid, devono poter revenire al certificato che è riconosciuto in plan internazionale. Grazie alla legge, possono le persone periclitadas venir proteggidas alla piazza de lavoro se la situazione di infezione si ingrevgesce. In na alla prolungazione della legge Covid-19, ingrevgias l'agir in caso d'urgenza ed indeblis la protezione da persone periclitadas. Per questi motivi, raccomandano il Consiglio federale e il Parlamento di accettare la prolungazione della legge Covid-19.